Bentornati a un nuovo aggiornamento meteo, vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Temporali si sono formati sulla Lombardia e il Veneto, coinvolgendo soprattutto la pianura orientale della Lombardia e il Veneto su Prealpi, che già dal pomeriggio alla serata di domenica hanno agito a causa del vortice sul Nord Africa, ora in atto sul centro-sud Italia, portando temporali anche nella giornata di martedì. Temperature che saranno ancora in media col periodo, con temperature massime comunque ancora comprese tra i 20 e i 23 gradi in pianura, mentre a partire dalla serata di martedì e mercoledì notiamo la formazione di un vortice sul Mar Tirreno, l'arrivo di una perturbazione nord atlantica spinta da correnti più fresche e instabili che porteranno un netto calo delle temperature, forte instabilità, piogge diffuse. Come notiamo dalla grafica di martedì sera, l'arrivo della perturbazione con piogge più frequenti sulla bassa Lombardia e l'Emilia Romagna, diffuse anche sul Veneto, che continueranno in parte ma in forma debole anche nella giornata di giovedì. Poi venerdì avremo la risalita del vortice fin verso le regioni del nord, soprattutto il nord-est, portando forti temporali a carattere sparso. Possiamo notare dalla grafica appunto come le correnti instabili dal nord Atlantico riusciranno ad aprire un treno di perturbazioni verso il Mediterraneo centrale, garantendo il ritorno di piogge diffuse su gran parte del nord Italia, soprattutto sul versante tirrenico. Attenzione quindi fino al 20 maggio, da questa grafica notiamo come sia molto probabile l'influenza del vortice mediterraneo sull'Italia, che garantirà un ritorno a piogge temporali insistenti, seppur alternate a schiarite. Temperature che rimarranno sotto la media per gran parte del periodo, molto probabilmente fino al weekend, ma seguite i prossimi aggiornamenti meteo.